Le chiedo anche una risposta alla conferenza stampa di qualche giorno fa delle opposizioni in Consiglio regionale sull'emergenza e urgenza. Ma ho letto che la conferenza stampa aveva due importanti esponenti che io conosco molto bene, che sono la dottoressa Stabile e e il dottor Zalucar. Niente di nuovo sotto il sole. Non è passata inosservata all'ex assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi la presenza degli ex forzisti Walter Zalucar e Laura Stabile alla conferenza stampa con cui i consiglieri regionali di centrosinistra Furio Onser, Rosaria Capozzi, Serena Pellegrino, Giulia Massolino e Simona Liguori hanno attaccato il nuovo piano dell'emergenza-urgenza della regione, definendolo privo di risposte sul tema della centrale unica e sulle modalità di risposta al 112, sull'ex consigliere regionale e sull'ex senatrice, le cui candidature furono condivise proprio dallo stesso titolare della sanità. C'è insomma più di qualche sassolino dalle scarpe, da cui l'assessore vorrebbe liberarsi, ma nell'occasione si limita all'ironia. Invece per me è niente di nuovo sotto il sole, anche perché se fosse così davvero non capisco come possono farlo con le opposizioni, che erano coloro che avevano fatto il piano precedente. Quanto ai temi specifici, risposta alle emergenze, richiesta di sdoppiamento della centrale, una a Palmanova e una a Trieste. La verità è che il piano sicuramente ha molti aspetti da portare avanti, ma pone alcune decisioni importanti. Tra l'altro è sviluppato dai professionisti con questa struttura interaziendale che consentirà un sistema che peraltro, anche se non piace, i dati Agenas dimostrano come il nostro sia uno dei sistemi migliori di questo paese. Poi niente è perfetto, tutto si può migliorare. Continuare a sparare addosso come stiamo continuando a vedere anche nel corso di questo anno non aiuta prima il sistema che chi ne ha pro tempore il compito di rappresentarlo.